Ricorre il 28° anniversario dell'omicidio di Rosario Livatino. La deposizione della corona di fiori sulla lapide in Contrada Casena, luogo dell'agguato. Gli interventi. La cerimonia è molto sentita perché il nostro cordoglio non riesce a trovare comunque pace, il nostro dolore è ancora attuale per noi e per le nuove generazioni, comunque per i nuovi magistrati che magari all'epoca non hanno vissuto la tragica realtà che abbiamo vissuto nella provincia agrigentina. Il dottore Livatino lo ricordiamo appunto come un magistrato di grandissima professionalità e come un uomo mite, l'uomo mite per bene che era, che sostanzialmente è dedito al proprio lavoro, a portare avanti il proprio lavoro sempre e comunque senza sconti, soprattutto senza sconti a se stesso. È una celebrazione nazionale secondo me molto importante per tutto il Paese, a maggior ragione per me che ho iniziato a svolgere le funzioni in questo distretto quale giudice del Tribunale di Agrigento, quindi ho conosciuto la figura del giudice Rosario Livatino attraverso le parole del Presidente Lopresti, del Presidente Cardinale, del Presidente D'Angelo, attraverso l'esempio concreto che quindi ha lasciato a persone che con lui hanno lavorato. È per me importante ogni anno venire qui a partecipare a questo momento di celebrazione. Io posso rassicurare da parte mia il massimo impegno affinché il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto della difficoltà di operare in questi distretti e di conseguenza di riempire al più possibile e con maggior efficacia e celerità tutti i posti vacanti che si vengono a creare in questi uffici. È ovvio dobbiamo tenere conto di quello che è la scarsezza delle risorse dei magistrati e quindi delle vacanze della pianta organica nazionale, però ciò non toglie che l'attenzione verso questi distretti deve essere massima perché realtà come quella di Agrigento, come quella di Sciacca, come quella di Caltanissetta, Gela sono realtà particolari, realtà complesse, sono realtà nelle quali i giovani si trovano a operare con difficoltà e quindi la necessità che venga ripristinata la legalità con le risorse a ciò necessarie è fondamentale. Questi sono momenti importanti che, come ha detto molto opportunamente Don Giuseppe Livatino, devono suscitare in tutti l'impulso ad agire, perché la memoria va bene, ma il ricordo si deve trasformare in azione per onorare giustamente chi ha dato la vita in nome di ideali così alti come quelli della giustizia. Il messaggio di chi ha vissuto con coerenza la propria vita, facendo riferimento a valori intramontabili, è sempre vivo. E, come dicevo prima, ricordando le parole di Monsignor Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, forse i killer volevano spegnere quella fiamma e in realtà hanno acceso tutto un candelabro, perché questa testimonianza oggi è patrimonio di tutta quanta l'umanità. Da moltissime parti del mondo continuano ad arrivare veramente tantissime richieste via mail per avere maggiori informazioni sulla vita e sull'esempio, sulla testimonianza di Rosario Livatino. Vuol dire che questo sacrificio è valso veramente, ha lasciato un grande segno e soprattutto ha lasciato un grande senso di speranza nel cuore di tantissimi uomini e donne che vogliono vivere nella libertà e nella giustizia. Una giornata per ricordare un nostro concittadino, un martire, il giudice Livatino. Abbiamo voluto dare ai ragazzi contezza di questa figura, di questo magistrato che si è battuto per la legalità e la giustizia. I ragazzi devono sapere di che persona è fatta la nostra terra e il giudice Livatino era una delle espressioni più atte dalla nostra Sicilia.